Allora, sto qua è un argomento che mi adesso qua mi ero tolto appunto un poco di carta per fare appunti perché Joane mi penso che mica ho conosciuto poche persone che sapesse così tanto di grafie venete come fa Joane, allora la sei proprio una roba, ogni volta che lo ascolto imparo tanto e allora ed è anche un problema che tanti si pone come se che si deve scrivere in veneto, che c'è tanti modi ma diciamo che già avere un'idea di come che, di quale che esista le grafie della storia può darne una mano. Allora, Ivane, adesso Allora, partiamo. adesso attacco. Ecco. Se avete problemi di audio o qualcosa, mi dici. Allora, le grafie vengono. Ancora parlerò, farò un percorso piccolo da come si chiama questa, la grafia del vento, diciamo, le grafie dell'area veneta. Durante il passaggio dal latino alle lingue romanze c'è da formare nuovi suoni e nuovi fonemi in delle lingue romanze che non era mia in latino. Dunque l'alfabeto latino, come che era del latino classico, non era mia sufficiente, non era mia bastante per rappresentare tutti i fonemi delle lingue romanze nuove che venivano fuori. Non era totalmente completo, diciamo. E guardando di più all'area veneta, le robe che ha messo in, diciamo, i fenomeni, l'evoluzione che ha messo in crisi, diciamo, sta congruenza della cultura latina, sta, per esempio, il bisogno di scrivere le africade che si è formata in Veneto, come per esempio, che non era in latino, come z, c o g, per esempio. O un altro fenomeno che si è formato in area veneta che sta l'indebolimento consonantico, che le collega al sempiamento delle consonanti seminali, che vuol dire che si cava via l'opposizione tra consonanti doppie e consonanti simpie, che roba che c'è in italiano invece. E anche che si collega alla sonorizzazione e anche eventualmente al desfantamento delle consonanti intervocaliche, come possiamo vedere in latino, abbiamo catena, dopo che sarebbe visto in cadena e ancora avanti in cadena. Dunque, sto emergere di questi fenomeni qua in Veneto che porta a dei tentativi di adeguamento del sistema grafico per rappresentare appunto il Veneto, la lingua veneta, che però non si stabilizza mica subito. Dunque adesso abbiamo la grafia, le grafie medievali. Allora, una roba tipica delle grafie medievali che è, diciamo, l'alternanza grafica. Dunque potremmo avere varie maniere di scrivere anche la stessa parola, sia in te stesso autore, ma anche in te stesso testo. Per esempio, vedi qua scritto Mario, che poteva essere scritto in tre maniere differenti, con la DH, con la D o senza neanche la D. E questo qua ne fa capire come che la D era latente, era di ragionare verso il desfantamento totale, ma che lei era ancora sempre recuperabile nella memoria del parlante. Oppure potremmo avere anche altre alternanze come prima di A o U, per esempio casa, la può essere scritta con CH o con la C, normalmente come che scriviamo adesso con Co. Poi un altro grafema importante della grafia medievale era la sediglia, che era una variante grafica di Z. Infatti la sediglia è una C, nasce come una C con una Z piccolina sotto, che è la coetta che si vede sotto la C. Che però la veniva adoperata, la sedia per rappresentarsi per le sonore, che le sorde, che ancora magari pensiamo di adoperarla solo che per le sorde, però la veniva adoperata anche per le sonore. Per esempio il nome O, quello che ancora magari conosci come cognome Zani, e poteva essere scritto anche con la sedia davanti, e anche nel caso per le sorde come Fassa, e poteva essere scritto Cossita. Un altro, forse uno dei più importanti grafemi è la X o la veneta X, che era considerata una variante grafica della S. E parlando più in specifico della X, vediamo che diciamo,
segato parà in maniera qua in Veneto, probabilmente per una refunzionalizzazione di questo grafema qua, due all'inutilità di tenerla per rappresentare il son X, visto che in Veneto non era mia son X, non serviva a mia tenerla solo che per X. E sotto qua era anche, si sta anche a favorire dall'accostamento delle voci che venivano scritte con la X alle rispettive voci latine, che al nominativo legava la X, per esempio Vox, il nominativo della X, e ora gli scrittori per accostamento sta a favorire questo accostamento qua, scriverlo con la X, quindi vose, lux, luse, crux, crose, pax, pase, dux, dose, iudex, sudes. Però, visto che so che ci sono tanti latinisti qua, abbiate sapere che queste parole qua non le viene mia dal nominativo, ma le viene dall'accusativo, però i scrittori della volta non lo sapeva mia, e era facendo questo accostamento qua. E poi per estensione la X se ne anche a rappresentare quelle parole che non che era in latino la X. Come casa o Venezia, ad esempio, che quasi la grafia, diciamo, della pronuncia popolare venesia. Ma bisogna dire anche inizialmente la X era anche rappresentata, serviva anche per rappresentare la S sorda, come la SAR, che può essere scritto anche con la X, diciamo etimologicamente, perché era la X in latino, e manca senza valore etimologico come nessuno, che poteva essere scritto con la X, ma che comunque veniva comunque pronunciato nessuno. Poi passiamo alla grafia classica, che viene dopo quella medievale, che diciamo la nasce tramite, possiamo dire, l'invenzione della stampa, che è comunque un passaggio graduale. Diciamo fine 400 e inizio 500, che l'invenzione della stampa porta a una regolarizzazione della grafia, perché sappiamo che Venezia ha avuto anche un'importanza fondamentale per la stampa in Europa. E dunque questa regolarizzazione qua la va anche parallela con l'italianizzazione della grafia, anche perché in questi secoli qua gli italiani che ci par pie, il toscano diciamo che venivano un po' italiani. Dunque il Veneto ha un percorso parallelo con l'italiano, dunque i fenomeni che si cata in italiano, che segui là, si cata anche in Veneto, come per esempio il Veneto può essere scritto anche con le doppie, per anche io a certe doppie dell'italiano, o se in italiano era la moda di scrivere l'H, diciamo etimologiche o anche anetimologiche in certe parole, le veniva anche fuori in Veneto. Ma è un vero e proprio percorso parallelo con l'italiano. La Expo, prima tanto diffusa nell'intermedioevo, passa a rappresentare solo che il verbo essere se, come avevamo qua scritto vose, casa e crose con la S, ma se veniva scritto con il continuo, il 6 deve essere scritto con la X. Diciamo che sparisse, anche se la resiste in FDP Intel Pavan, sparisse anche la sedia, dunque per rappresentare i suoni come Z, viene dopo solo che la C o la Z. Diciamo che se scrive, possiamo dire, diciamo, alla spagnola, no? Dunque, come vedi sotto l'esempio, questa parola qua, che la parola scritta compagna dell'italiano, diciamo, in italiano si pronunceria cerchio, ma nel Veneto, nella grafia classica, si arriva da pronunciare cercio. Dunque vedi che il CH viene pronunciato C e la C prima delle lettere E viene pronunciata C. Questa roba anche per la Z che viene pronunciata Z, per esempio, o D, per esempio, laser può essere pronunciata, scritta così anche magari verso Belluno e pronunciata laser, manca in tel pavan così. Per esempio, Carlo Goldoni, che diciamo, scrive in quel periodo che era la grafia classica, lui si è detto a favore del mantenimento della doppia S in opposizione alla S normale, dunque doppia S per rappresentare la S sorda e la S singola interlocale per rappresentare la S sonora. Qua vediamo una situazione che dice che in veneziano non bisogna doppie, fuori che per doppia S che serve appunto per questa distinzione qua. Diciamo quello che
regolarizzare, diciamo, normale la grafia classica, che è quella che conosciamo tutti quanti, che è più famosa, diciamo, è Giuseppe Boerio, che è quello che ha fatto il dizionario del dialetto veneziano. E lui vi ha una sua opinione sulla grafia, che vediamo qua anche su una sua citazione, che lui è, diciamo, a favore delle grafie etimologiche e contro, diciamo, le grafie fonetiche, le soveleso o che le lui. Ho sentito qualche zelante dell'ortografia ad opinare che così dunque si dovesse scrivere come la maggior parte pronunzia. Guardi Dio chi io sia giammai per adottare una tale opinione. Non troverassi alcun autore veneziano antico o moderno, dunque, egli stesso così parlasse, che si sia pensato a scrivere in tal guisa. D'altro canto, quasi tutte le lingue europee, ma in distinto modo la francese, si pronunciano differentemente dalla scrittura. In questo mio libro non è direttamente che ad uso dei veneti, i quali mi intenderanno benissimo. Dunque vediamo che lei è a favore della grafia etimologica e non descrivere come che si parla. Insomma. Adesso arriviamo alla grafia che diciamo moderna, che la nasce nel periodo, diciamo, del Boerio e va avanti anche nel Novecento, e può arrivare anche al fine di Don Co, che mi consegna questa differenziazione della grafia classica alla grafia moderna dal modo di rappresentare il son C, perché come che lo spiego prima, della grafia classica C viene rappresentata, diciamo, alla spagnola, tra virgolette, col CH, invece adesso, sempre ancora di più in flusso, diciamo, un po' adeguamento alle regole dell'italiano, e viene rappresentato solo che il son C, solo che con la C, come che lo scriveria, diciamo, un toscano, no? Dunque la parola chiave, a posto di essere scritta col CH, la passa a essere scritta, come vedi qua, senza la H. E magari anche un recupero della sedia, perché di fatto non essendo che più la possibilità di parlare CH per C e la C normale, dunque per Z, se reintroduce la sedia, per esempio Sergio, da essere scritto col CH e con la C normale a scomizio, e passa a essere scritto anche in che maniera qua, col sedia, come che vedi. Per esempio, due degli esponenti, diciamo, della grafia moderna che scrive con questa grafia qua, può essere Giacinto Gallina e Berto Barbarani. Giacinto Gallina è un commediografo veneziano, Barbarani è un poeta veronese, e vedi che, per esempio, vi sono due estratti da sue opere, vedi che scrive con la X, con la sedia, tutti e due d'opera anche la sedia, come vedi, certo, che siano due dei massimi esponenti, diciamo, di quella che definisce grafia moderna. Poi arriviamo alle grafie contemporanee, fonetiche contemporanee, che le sono nate nel, diciamo, periodo della scoperta delle lingue regionali, negli anni 70 del secolo passato, e si distingue perché le sono fatte solitamente da gente che non è dei linguisti. Dunque, queste grafie qua le va a stravolgere un diciamo, tutta quella che era la tradizione che era prima. Per esempio, potremmo vedere l'estensione dx a posti dove prima gli anni pensavano di parlarla, come per esempio per dire za, in italiano già, può essere scritto con la x, che prima gli anni pensabili, oppure laser, e può anche essere scritto con la x, secondo queste grafie fonetiche, o al contrario, se estende la z prima di parlare per rappresentare esiti, possibilità dove si poteva pronunciarla in maniera differente, adesso viene estesa a tutti i posti dove si dice in essere sonora. C'è una possibilità, ad esempio, come Snasar, vedi la differenza tra grafie, diciamo, tradizionali e grafie fonetiche. Una cosa importante è l'introduzione della L taia, che diciamo, la viene fatta dal polacco per rappresentare il fenomeno di evanescenza e del scomparimento della L intervocaica, che è tipica del veneziano e del veneto centrale. Dunque vediamo che la questo parà per scrivere baia, cavei, moi, in che maniera qua, che vedi. E si tende sempre, questa grafia qua, essendo fonetica, alla descrittività, dunque non casemia la sedia, 5 viene scritto con la S, per esempio, brasso con la S, e si cerca di rappresentare come che si pronuncia. E l'obiettivo di questa grafia qua, diciamo, sono nate in questa epoca qua della scoperta delle lingue regionali, anche in opposizione, diciamo, con l'italiano, si cerca
deslontanarle dall'italiano, donc sempre viene fuori dei grafi o combinazioni di consonanti impensabili, dei grafemi impensabili, una volta come gn, che può essere anche scritto NJ, che una volta era infatti impensabili, e dopo sarlo quale diciamo, degenera una descrittività ancora più grande, come che vedi snasar, dove ad esempio X o Z le va a rappresentare anche diciamo, le S sonore attaccate alle consonanti, dove non vi sarebbe bisogno, come nemmeno non vi sarebbe bisogno di doparare la lettera A, essendo la lettera A un allofono della L normale. Qua vediamo per esempio un esempio della locandina di un corso di Veneto dei fine anni 70, e notè come che è scritta la lettera A o la X prima di una consonante, come scrive Lézard, in che maniera qua, tutte robe che era impensabili fino un secolo prima, possiamo dire, no? Ma seguiamo a rimandarsi un po' qual è la grafia meglio per il Veneto. Innanzitutto mi vorrei dire che ognuno può scrivere come che il vuole, e che cosa è l'importante che ognuno fa quello che il vuole, però se mi viene di mandare un suggerimento, un consiglio per una ipotetica grafia, diciamo una norma di grafia, mi diria che è una roba importante da tenere conto, che dopo devi anche dopo, che è l'inclusività delle pronunce delle varie varianti venete, dunque hanno grafie fonetiche che le preferisce una pronuncia sola. Dunque, in siamo anche fortunati che abbiamo la grafia tradizionale che ne permette di fare che roba qua. Dunque, magari doprando la sedia, magari guardando anche a grafie, diciamo, quelle moderne, quelle di Gaina o di Barbarani, potremmo diciamo, cubiare il rispetto a tutte le varianti, il rispetto alla tradizione e anche star ben dentro la modernità, perché diciamo, tutte le maggiori lingue romanze europee diciamo, le dopo la grafia inclusive, come anche il spagnolo, il portoghese, sappiamo che le scrive in una maniera, ma in base alla provenienza della persona può essere letta anche in maniera differente. Sappiamo che in Brasile o in Portogallo la parola è sempre quella, ma le pronunce differenti, come anche in spagnolo, Sud America, la Spagna. Qua ho messo degli esempi di grafia inclusiva rispetto a una grafia fonetica, c'è una grafia inclusiva tradizionale che si potrebbe adoperare rispetto a una grafia fonetica. Vedremo che se niente scriviamo 5 con la sedia, si può includere dentro che il 5 lì tutte le pronunce venete possibili, non si assa fuori neanche una, invece scriviamo 5 con la S, solo una delle pronunce che possiamo mettere dentro. E visto che sappiamo che su un documento, su un scritto, qualsiasi roba, che c'è solo una parola che si può scrivere, meglio se sappiamo dentro più pronunce possibili, cercando di salvarle tutte dei fatti, rispettando anche la tradizione e stando in linea con la modernità e tutte le altre lingue romanze che abbiamo in Europa. Bon, grazie Joanne perché hai fatto una spiegazione che penso che la recipe serviva a tanti, perché diciamo che anche a conoscere proprio, cioè, ti si sta chiaro te che dito come che se si è partito, cioè, te che dà una idea di come che partendo dal Medioevo si arriva fino al di bianco, perché tanti magari ciapando un testo non so, del Medioevo, dopo ciapando in man Goldoni, dopo ciapando in man magari una commedia di Gallina, e non sappi non dotrarsi, perché teccati la sedia che una volta si doparà in una maniera, in altri casi non si mai doparà, e dopo si arriva fino al video un che magari appunto si scrive X, che a volte viene doparà per la Z, a volte per la S, e te dà proprio per me un bel quadro. Adesso per chi che studia lingue o letterature, insomma se facile farti dire, ma mi penso che anche a chi che non ha studiato queste robe, adesso vi dimando magari anche a Alberto e a Menigo se poi stare io a questo discorso che è tecnico, ma per me si sta chiaro, si sta dando un'idea tanto precisa di come che si è davanti dal Medioevo fino al bianco. Ecco. Tanto se che domande, fare qualche domanda di altri sulla progeria, sulla grafia veneta, sulle grafie venete, su
sui veronesi di Roma antica che ha conosciuto l'imperatore, gli imperatori insomma del suo tempo a seconda, o sul carnevale appunto che devo contarne Ioanne. Adesso vedo che Gesenaman, che Dunga tira su una man, può di parlare con gli altri direttamente tirando sulla man, adesso può di scrivere in quello che si chiama chat, insomma, oppure può di tirare sulla man. Chi che tira sulla man vuol dire che il vuole parlare a voce con gli altri. Allora adesso vi dago parola a Elena, non si può mai dire il cognome perché si registra. Allora adesso allora sì, buonasera, buonasera, ciao a tutti. Ciao, buonasera. Ecco. Avevo scritto una domanda, però pensavo magari nel frattempo che ne se passare giù e altre, per cui magari non si è perso. Era per Giovanni Maestrello. Essendo che comunque sono laureata in spagnolo, per cui mi incuriosiva sta cosa del poter scrivere neanche esattamente coaegne come in spagnolo, ecco. Cioè, se è possibile oppure se è una variante che viene accettata, ecco, diciamo così. Beh, diciamo per adesso che non c'è nessuno che controlla come che la gente scrive, dunque c'è tante possibilità, che è lì della egne come in spagnolo, è una roba che magari si può vedere raramente, magari che lui l'ha proposta, magari qualche anno fa, per scrivere, per adoperarla, per scrivere per il Veneto, però ancora mi vedo che nessuno adopera. Se vuoi dare un consiglio a me, mi dico che non ha senso adoperarla, che se ben tenere il GN per rappresentare che sono lì, come che fa l'italiano e il francese anche, e come che viene direttamente dal latino e che rispetta tutta la tradizione nostra. E niente, era solo mettere la ñ lì con la tilde spagnola, era solo un esempio di come certe grafie, diciamo, fonetiche degli ultimi anni, diciamo, che si vengono fuori, come un tentativo di distanziarsi dall'italiano, per cui io adotta che è roba lì, che non mi sento di consigliare, però comunque ognuno vuole scrivere come che vuoi. Certo. Va Grazie bene, grazie per la risposta. Molto interessante comunque, appunto, essendo che sono laureata in lingue, per me questo sta, per me, ecco, l'intervento più interessante rispetto ai miei studi, ecco. Ok, grazie a tutti comunque. Grazie. Sì. Allora, adesso vediamo se c'è altre domande. Vediamo. Allora, abbiamo un'altra domanda sulla grafia. E c'è un'altra scritta anche di Marco e una di Federico. Intanto dico che Giancarlo dice che in lombardo lui adopera NY per che sono lì, appunto per dire in lombardo. Allora niente, volevo dire stava qua. Allora intanto adesso penso che Federico mi scriverà una domanda, vedo, e vediamo se c'è una domanda. Allora, per chi che non pronuncia la F, per esempio, c'è lista di parole o dizionari che possiamo adoperare per imparare a scrivere in veneto con la grafia, diciamo, unitaria, unica, dice Marco, quindi scrive. Adesso, diciamo, che sei dizionari post che si può cattare fuori parole, però essendo che non disegna ancora una grafia, diciamo, normale o riconosciuta da tutti quanti, come quella, diciamo, meglio, per parlare, se fatica, cioè non si catta. Però su internet anche o sui libri che si dà la possibilità di farsi un'idea e, diciamo, vedere come che le parole, come chi le scrive e dopo
traslarla in telegrafia propria, insomma. Sì. Però se comunque fatica, bisogna sì lavorare e scrivere qualcosa su, Mm. per aiutare anche da quel punto di vista qua. Sì. E ogni modo mi ricordo che te avevi anche a catafora diciamo, un sistema, insomma, diciamo che uno doparando quello e capisse diciamo, come che si poteva scrivere, insomma. Sì, sì, sì. Diciamo che allora vediamo. C'è un sistema per capire come scrivere magari in telegrafia più inclusiva, anche confrontandosi con altre lingue, che con l'italiano o dal latino, per adesso se magari un filo complicato. Allora, adesso... scusami, poi che ho finito... No, ho finito. Perché se no ti dico un'altra domanda, perché ti vedi il problema della grafia, la se una, una roba, insomma, perché tanti che vuoi sapere di più sulla grafia, allora c'è Federico che ne dimanda, per cosa la lettera S non possa la essere doparà, fa la, sì, con la sediglia, su parole che fa Sergio o Venezia e avanti così. Penso che in parte te che ha risposto, però magari diciamo che parli anche di come studiare queste robe e si va a capire subito quello che ti hai detto. Forse vede bisogno perché che, diciamo, magari non si destriga Sì. così bene. Perché la S adesso per gli altri la rappresenta solo che sono la S o S sonora se seccata in mezzo a due vocali e sarebbe fatica, diciamo, rifunzionalizzarlo un'altra volta per farla intendere come fosse un grafema che può essere pronunciato in maniera differente. Anzi, immediatamente così da gli altri si presenta solo che come S, quindi si legge come che ti hai scritto T, S, Sergio, mi legge Sergio e basta, e non c'è possibilità di leggere in altre maniere. Sarebbe un sforzo massa grande, si può fare tutto, ma si può mettere anche quello che se vuoi in mezzo. Però se niente vogliamo rispettare la tradizione, rispettare quello che fa anche che altre lingue romanze, che è così, la roba meglio è in questo caso qua mettere la sedia, la C con la sedia. Che la Gaza in sé, ne diciamo una polivalenza e esagesente letteratura nostra, in tradizione nostra. E la setacca Drio alla tradizione, Goldoni non aveva la sedia, però scriveva, Sì. appunto, poteva scrivere, non so, Singano e scriveva Cingano. Sì. Tanto, e dopo si capisce anche come mai che tanti nomi con la C, perché per esempio, adesso siamo abituati, non so, per esempio che non so, lì Valdanio, mi vedo il cognome Ceola, che dice Ceola, Sì. scritto Ceola, chiaro che se Ceola o Sì. Feola o Seola, e avanti così, quasi Che su la sempre i grafia nomi... classica. Sì, perché tanti, ecco, adesso vi dico a qui che si deve ascoltarne, che tanti dei cognomi veneti si pronuncia male, e non si capisce neanche cosa che vuoi dire, proprio perché si pronuncia male, come Ceola, non vuol dire niente, se ti dici Seola si capisce. Anche da me, sempre Ceolato, sarebbe Seolato, so, anche il nome Cingano, scritto Cingano, gli dice Cingano, ma se le saria Zingano, Singano, Fingano. E quello è una roba che ne dà una manca per capire cosa che vuol dire i cognomi. Se uno volesse cambiare lettera al posto delle sedie, dopo in un'altra, chiaro che è tutto possibile, basta che si fa la sua regola in testa, si scrive la sua regola, però ora come ora la S non la può avere un valore multiplo, insomma, Diciamo che forse dopo tanti, magari che noi rappresentiamo magari bene le questioni, magari mi pare che dopo che ho detto in pratica che una roba che contraddistingue diciamo, gli sistemi di scrittura che vengono fuori diciamo, della seconda metà del Novecento ed è aver massa il problema del fatto che il Veneto non ha le doppie e bisogna differenziarsi dall'italiano. Sì. Però facendo questo discorso qua non si capisce che a volte le doppie scritte le solo dei digrafi, non le non vuol dire che è una doppia.
cioè, il tedesco, adesso che dico che il tedesco di ascoltarne, chi ne vedo, per esempio in quel caso, queste le doppie che non le si dice, però a volte le ti fa capire che la vocale che la viene prima, che la viene avanti, la se curta e non la se lunga, per esempio. Sicché i sedigrafi anche in tedesco non le chiese, ma si scrive perché lega, perché è tradizione, perché magari lega altre funzioni. E penso che uno dei problemi grossi sia stato quello delle scritture di P 9, sia stato quello di capire il problema delle doppie e il fatto di dire no, mi non voglio scrivere do et, magari anche solo qui scrivere cosa, non voglio scrivere do et perché se massa attaccato mi pare che sia italiano, mi pare del darghe di dire all'italiano è un finto problema perché il fatto che non si capisce che è un digrafo non è un dire la sena doppia, è un digrafo, insomma. E dopo però dire sta roba qua viene fuori a tutti gli altri problemi perché Sì, no, perché se cambi una roba adesso dopo, per esempio se doparasse la S al posto della sedia per rappresentare i suoni fluttuanti, per rappresentare più roba, dopo cosa c'è che resta per rappresentare la S? Insomma, bisogna inventarsi qualcosa di altro, doparare un trattino, una lineetta, una S con la sedia, che non avrebbe neanche senso a questo punto, visto che la tradizione ne dà una roba che è coerente con l'etimologia, con la tradizione e con le altre lingue romanze, insomma. Inventarne una nuova adesso, quando che la funziona, che ha poco senso, insomma. Sì.